e un saluto e un caro ringraziamento dalla Biblioteca Comunale di Montebello della Battaglia. Stasera siamo qua per commemorare il 65esimo anniversario della liberazione, per commemorare il 25 aprile, per commemorare quel 25 aprile 1945 che ha segnato la liberazione dall'orrore nazifascista. Siamo qui stasera con l'ADOV, l'Associazione Donatori Voce di Pavia, e con il coro Amici della Montagna, e assisteremo ad una lettura scenica accompagnata dai canti del coro Amici della Montagna, dal titolo Immagina che tutta la gente viva tutta la vita in pace, scritto da Alessandra Gianola. Già in questo titolo abbiamo la parola pace. Abbiamo la parola pace che, peraltro sostantivo femminile, si declina e si associa alla parola liberazione. E è proprio quello che noi abbiamo voluto trasmettere con questa serata. Pace, pace alla fine di un periodo di oppressione che viene concluso con l'azione di liberazione delle formazioni partigiane, senza le quali noi oggi non avremmo pace, o quantomeno non avremmo la speranza di pace, in quanto, come vedremo stasera, in tante parti del mondo non è ancora finito l'orrore della guerra e dell'oppressione e della mancanza di diritti umani. Io vi auguro una buona serata e vi auguro di rivivere gli stessi ideali che hanno mosso le formazioni partigiane e il Comitato di Liberazione Nazionale. Prima di lasciarvi all'azione scenica e ai canti del coro Amici della Montagna, diretto dal maestro Sozzani, vi ricordo che a fine serata è possibile acquistare alcune registrazioni del coro ed è possibile avere informazioni sull'ADOV presso l'atrio, dove trovate diversi deviance e esplicativi. Vi ricordo inoltre che il giorno 9 maggio alle 21 in questa sede la compagnia teatrale dilettantesca di Montebello della Battaglia, Nati per sognare, presenterà la nuova commedia dal titolo Il settimo giorno riposo. Grazie, buonasera. Datemi una musa di fuoco per ascendere ai cieli sfavillanti della fantasia, un regno per palcoscenico, principi per attori, una platea di monarchi. Come altrimenti esporre sopra un indegno palco di teatro gli altissimi argomenti che formano la storia dei potenti? Oppure, se può talvolta un breve sgobbio sopra un foglio di carta assumere il valore di 1 milione, lasciateci tentare, almeno noi, menti ottuse e volgari, attori zeri di un immenso totale, di smuovere le zolle della vostra fantasia. Di fantasia createvi gli eserciti, di un uomo solo fatevene 1000. Se diremo cavalli, siate voi a vedervi questi cavalli veri, con gli zoccoli stampare impronte sul lumido terreno. Col pensiero coprite voi di sfarzo i nostri re, trasportateli voi in qua, in là, anche saltando intere pagine di storia e chiudendoli in un'ora di passaggio di anni. Inventatevi voi, se occorre, 1000 navi. Guardate il loro petto possente come un vento invisibile che rompe la distesa ruggente del mare, e là guardate l'artigliere scoiattolo che con la miccia accesa si avvicina al diabolico cannone. E tutto
pronta? Immaginate ora delle voci che salgono sommesse quando Tenebre dense empio del vaso dell'immenso universo. Seguite la notte che zoppicando si allontana con gli spettri e la luna immobile a guardare o ascoltare nell'alba i galli sparsi per le valli che attaccano a cantare. Già gli orologi suonano le 3 e le campane cominciano a svegliare un mattino che ancora vuole dormire. Avete riconosciuto il brano? Era il famoso monologo di Enrico V del Gioco dei Potenti di Shakespeare. Ho voluto servirmi di questo monologo qui stasera, per questa circostanza, fare una semplice chiacchierata, una semplice riflessione che ha come argomento la guerra, perché non possiamo parlare di pace se non conosciamo la guerra. State a sentire come finisce il monologo. Ma poi su via spostatevi in un lampo sui campi di battaglia e lì guardate le nostre spade di latta ridicole, slabrate, incrociarsi e affondare nel petto del nemico non per duelli grotteschi, ma per scontri più veri della stessa realtà. La guerra è un fenomeno naturale, deprecabile, ma insopprimibile. Mi sapete dire chi l'ha scritto? Non si sa. Forse si pensa che sia opera del generale prussiano von Clausewitz, passato alla storia per la sua arte della guerra. Comunque non sarà stato di certo un poeta, un sacerdote, e tantomeno forse una donna. Ma perché diciamo naturale? Naturale non è. Le piante, i fiumi, le rocce non si fanno la guerra, e gli animali che uccidono altri animali solo per sfamarsi non si riuniscono in eserciti, non si fanno comandare da un re o da un generale per distruggere altri eserciti di animali. L'istinto dell'animale è di vivere, non di morire o dare morte. Allora perché l'uomo fin da bambino gioca alla guerra? Perché desidera armi in miniatura come i primi giocattoli? Perché nei suoi primi giochi sente l'impulso di dare pugni, di accoltellare, di sparare? È incredibile. Se si dovesse fare un'inchiesta del tipo di che cosa parla maggiormente l'uomo, l'argomento guerra o vita militare sarebbe in cima alla graduatoria. L'uomo parla più di donne, più di guerra che di donne. Se i bambini, dopo il fenomeno mamma, scoprono subito il fenomeno i vecchi si portano dietro tutto un romanzo fiume di ricordi bellici e ne fanno argomento di racconti a giardini, in casa, con i nipoti, al bar, nelle vecchie osterie. Non sentite il profumo di minestra? Io sì. Minestra. Brodaglia, delle cucine economiche sui navigli. Lo so, non ci sono più, ma c'erano tanto tempo fa. E c'era un vecchio robusto, un vocione, si chiamava El Cech. Non c'era giorno in cui alla solita ora, finito il pasto, si mettesse a parlare del 48 e delle sue 5 giornate. Il Cech è un personaggio inventato. L'ha inventato Bertolazzi, che è uno dei personaggi del nostro Milano. Tutta questa chiacchierata per accompagnarvi dentro le atmosfere delle guerre di indipendenza.